Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io vorrei salutare le autorità. Un buongiorno al signor Prefetto, ai rappresentanti delle 3 diocesi. Adesso, buongiorno all'assessore regionale, dottor Claudio Violino, al Presidente del Consiglio regionale, dottor Maurizio Franz, a tutti i consiglieri regionali, chi presente, al Presidente della Provincia di Gorizia, Enrico Garghetta, al Presidente della Provincia di Udine, onorevole Fontanini, al Vicepresidente della Provincia di Pordenone, Eligio Grizzo, ai signori sindaci o ai loro delegati, alle forze dell'ordine presenti, ai rappresentanti dell'Arma, della Guardia di Finanza, ai rappresentanti degli enti regionali organizzatori assieme al Comune, alla comunità di Dolegna del Coglio e alla Proloco Pieri Zorut di questo importante appuntamento della Festa della Patria del Friuli. Rivolgo il saluto in particolare all'Istituto Ladin Furlan, Precheco Plazerean, all'Arlef, alla Filologica Friulana, all'Università del Friuli di Udine, all'Ufficio Scolastico Regionale con la dottoressa Beltrame, che sono qui presenti oggi. Un buongiorno alla Corale Unitre di Cormons e a Monsignor Adelchi Cabas, a Don Fausto Furlanut e a tutti i celebranti ed a tutti gli ospiti. Un saluto al gruppo culturale Furlan, che non l'avete visto di mossa ma l'avete sentito con lo scampanio delle campane stamattina. A tutti voi sin d'ora un ringraziamento, chi per la presenza, chi per la collaborazione e l'aiuto organizzativo. Buone giornate a tutti. Le la fieste de patria dal Friul e seis in chel di Dolegna dal Quei. Le la fieste dal Friul, dai Furlans, la fiesta che riguarda l'anniversario numero 936 da che fu istituita la patria, 3 di aprile dal 1077, 3 di aprile dal 2013, quasi 1000 anni. In quel lontano dì, Sigeardo di Bernstein fu insignito duca dal Friul dall'imperatore Enrico IV, ottenendo potere di autogoverno dalla regione friulana, che l'ha significato per il patriarca di Aquileie la nascita del principato ecclesiastico, feudo diretto dal Sacro Romano Impero. Chistan, Dolegna dal Quei ha avuto il piacere e l'onore di ospitare la celebrazione principale per riguardare il momento storico-culturale. Scusate se il mio Furlan non è tanto sclet, ma purtroppo, anzi io, sindic dal comune che festeggia la patria del Friul, comune Furlan, che di statura ha riconosciuto la Lega Furlane e le culture furlane come proprie, mi sono disusato a fevelà. O recupererai di 2 in denanti. Se ci fermiamo ogni tanto a ricordare la storia della patria del Friuli è per capire qual è il tratto dei friulani, gli abitanti di questa splendida regione, quali siano le loro peculiarità, quale sia la loro ricchezza e su questo patrimonio, nell'evoluzione contestuale dei tempi, per saper riproporre e cementare i valori sui quali si regge una comunità. Oggigiorno, nel guazzabuglio che caratterizza la società globale, tra le caratteristiche ed i valori che servono vi sono il talento, l'ingegno, la laboriosità, l'affidabilità, l'unicità, tutte qualità che con la giusta fierezza sappiamo riconoscere in noi stessi, popolo friulano. A questi tratti, a questi valori vogliamo educare i nostri figli e le generazioni che verranno, ed è per questo che la patria del Friuli è rivolta anche al futuro e non al passato come puro momento celebrativo, ed è per questo che tutti noi dobbiamo condividere queste aspirazioni.
Quest'anno ricorre il 36esimo anno da cui iniziò l'istituzione di questa festa, dal 1977, che ebbe tra i suoi promotori Precheco Plazerean. Una storia che ci ricorda quando l'autonomia ci è stata regalata, ma anche quando e come ce la siamo conquistata nel 1963 e quando l'abbiamo riconquistata e riproposta come popolo nel 1976 e negli anni della ricostruzione dopo il terremoto, quando non ci limitammo a ricostruire, ma combattemmo per conquistare l'università e per ottenere maggiori infrastrutture. Io ero giovane, ma per quello che ho potuto apprendere, i friulani, noi friulani, abbiamo anche saputo prenderci, quando serviva e quando è servito, quello che ritenevamo giusto e necessario per poter esprimere al meglio le nostre straordinarie potenzialità. Non a caso, e proprio Precheco Plazerean, in uno dei suoi scritti ribadiva che i friulani sono popolo d'Europa. Pensà al Friul, fa interesse dal Friul, ve coscienze di essi un popol, di ve une muse differente di che altri. Noi uldi si erassi dentri tal curtivut di case, ma spalancai quartons di ogni bande e int di tutis lis bandis, perché entrin, perché passin, perché nus contin c'è che non savim, ma tal nestri curtiv a case nestre, libere e di arte aduc, no in man di altris che la doprin par loro. O sin las d'accordo tal patriarcat, con slovens e carinzians, par 1000 anys, può arrivare in confins de grandis patris modernis e o perderin la paz e l'amicizia antiga. Non si pensava a un Friul liber taltelar di un implant di Stato, uso che di comò, ma tacchel di una comunità di popoli libers, larghe tant che siul, al mancul come l'Europa. Vindi viargisi all'Avigny, non per la sassi glotti, ma per cialassi tal spieli l'un dall'altri, e là intenanti insieme, senza sfracaiassi un con l'altri. Parole sagge che guardavano già al futuro senza dimenticare mai la nostra identità. Identità. Oggi commemorare il 3 aprile significa ricordare e riscoprire le nostre origini e quel sentimento di identità che come friulani dobbiamo avere in quanto popolo d'Europa. Riappropriarsi della propria storia, della propria cultura, delle proprie tradizioni e della propria lingua significa riconoscere e riconfermare le proprie radici, avere dei punti di riferimento e possedere una specie di bussola che ci possa sempre aiutare nel dialogo interculturale e nel confronto con gli altri. L'Europa unita nelle diversità si basa sul riconoscimento di valori, storia e cultura comuni, ma nel rispetto delle specificità locali che la caratterizzano. In questa ottica, la lingua e le espressioni culturali di un territorio regionale come il nostro, armonia delle diversità, si era soliti dire, costituiscono un arricchimento non solo a livello sociale e intellettuale. Perdere la lingua, una tradizione, significa perdere parte della propria cultura e della propria storia, ovvero i caratteri fondamentali della tipicità di un territorio. Con la perdita del friulano o di qualsiasi costume si perderebbe una componente fondamentale di quel pluralismo linguistico e antropologico derivato dalla nostra multiculturale storia, che è valsa, ripeto, alla nostra regione il riconoscimento della sua autonomia nel 1963. Il 3 di aprile, Fieste dal Friul, ci ricorda anche tutto questo. A chist punt varesti contaus un alp di plui, specialmente di dolegne, manueli slungial discors. Questi che un timp dolegne, logade in bas te valade donge gli udri, e ieri dome un piccolo paesut agricol poco conosciuto, ma in di ue, con le sos frazioni di Rutars, Bencò, Lonzan, Scrion, Mernic e Restocine,
oltre che a Dolegne stesse, per produzione di vins di squisite qualità e per buon gustato ai ristoranti e de sos trattoris e per bellezza dal territorio, e lei è diventato un centro economico e turistico importante. No par di band si usa definirla la perla dal quei. La sua anima furlana è leade anche al nome di un illustre cittadino. Lo vi nominato lui voltis, a lei palese che dolegna dal quei a lei il look natio di Pieri Zorut, il più grande poeta furlan dal 1800. Le nasut cada ur, dal bordi Lonzano, e non a cas le proloco e l'al sonò. Pararà strani, ma mi senti di leus per concludi una sua poesia, che ben si spose col momento, le curta. Si intitola Cui vares pietate. In taule, amis, in taule, le all'ordin dut, le pront, e dut le quet in pont. Da bravs, une parom, passait il plat là in son, e poche alziri a drette, c'è robe benedette, c'è platti strupidias, mangin amis, bevin, e al donator s'ingraz. Buine fieste da Patria del Friul, buine friulinità. Grazie. Grazie, signor Silli.